questi prodotti si sente proprio il profumo, i sapori che c'erano una volta. A mio avviso, secondo la mia esperienza, meglio della pietra che fa l'integrale non ce n'è. Sono fiera di essere qua anche per proseguire la linea di passione di mio padre. Ciao ragazzi, vi faccio una domanda. Come si fa a compiere 100 anni e restare ugualmente moderni? Mi spiego meglio. Come si fa a lavorare oggi, nell'era ipertecnologica nella quale ci troviamo, ma allo stesso tempo usare criteri produttivi e anche materie prime di un secolo fa? Eppure esistono dei luoghi in cui questo apparente paradosso ha perfettamente senso. Anzi, proprio questo elastico tra passato, presente e perché no anche futuro ne determina la ragion d'essere. E uno di questi luoghi si trova qui a Lugo di Grezzana ed è il Mulino Veronesi, fondato nel 1926, un secolo fa, e da allora gestito sempre dalla stessa famiglia, oggi è giunta alla quarta generazione. Qui vengono macinati grani di diverse varietà, con quantità limitate adatte per degli utilizzi specifici, e loro, i tre fratelli veronesi, per l'appunto la quarta generazione, aiutano a interpretare questi grani cercando di far capire come utilizzare correttamente le farine che se ne ricavano. Insomma, da semplice mulino a vera e propria sartoria delle farine. Alberto, ma quanti grani macinate qui? Allora, principalmente ne maciniamo di tre tipi. Abbiamo un proteico nazionale che andiamo a raccogliere qua in Veneto, su cui stiamo puntando sempre di più. Poi un nazionale classico e poi abbiamo un estero che viene dall'est che è di media forza. Principalmente diciamo che l'80% è grano veneto, quindi andiamo a prenderlo qua dal consorzio. Abbiamo con gli anni sperimentato un grano diciamo che ha una forza 16 di proteine e che va benissimo per fare le ciabatte, va benissimo per i lievitati, e quindi ci sta dando grosse soddisfazioni anche macinandolo in purezza senza fare miscele. È un grano che va benissimo anche per le bighe, e c'è chi fa anche la pizza, i bravi pizzaioli riescono a fare anche la pizza con questo tipo di grano. Ma quindi praticamente ogni grano e perciò ogni farina ha delle caratteristiche specifiche per utilizzi specifici? Sicuramente. Mi avevi detto che voi avete voluto reintrodurre la macinazione a pietra, è corretto? Sì, sì. Perché? Perché di fatto, allora io sono sempre stato un po' tradizionalista sui cilindri, però di fatto 4-5 anni fa abbiamo deciso, perché c'è sempre più esigenza di farine integrali, ed è sotto certo aspetto nutrizionale è giustissimo, nel senso che abbiamo visto che le farine integrali fanno bene. Per dire, quando sono partito io erano molto più le farine raffinate, si puntava molto di più sulle farine raffinate. Se c'era una puntina di crusca dentro si doveva risaccare o certo, rimettere in circuito. Adesso è il contrario, adesso giustamente si punta sempre più sulle tipo 2, sulle integrali, e a mio avviso, secondo la mia esperienza, meglio della pietra che fa l'integrale non ce n'è. Perché? Perché la pietra, il chicco, il germe di grano che c'è nel chicco si spalma su tutto su tutta la macina, su tutta la farina che dopo viene ottenuta, e quindi dà una profumazione, quindi e anche la crusca stessa si integra nella farina. C'è comunque un scarto ovviamente, però è comunque certo, una farina profumata ed è eccezionale sotto l'aspetto. È più difficile da lavorare. entrare qui dentro, ammirare i vecchi macchinari, vedere il legno, ascoltare i rumori del mulino, immergersi in un ambiente che per forza di cose un po' di farina te la lascia sempre addosso. Insomma, tutto trasporta a un mondo che sembra appartenere ad altri tempi. Ma la cosa veramente interessante allora è stato che loro, i tre fratelli veronesi, questo mondo antico lo hanno saputo attualizzare.
o meglio renderlo fruibile ai giorni nostri grazie a un messaggio professionale ereditato da cent'anni di storia, cent'anni di attività, senza i quali, ne sono convinto, questa azienda difficilmente sarebbe rimasta in piedi se non avesse scelto di specializzarsi nelle farine e anche nella formazione, ovvero nella guida al corretto utilizzo di queste farine. E questa è stata una forma di investimento imprenditoriale, secondo me, vincente. 1926. Chi fonda il Molino Veronesi? Il Molino Veronesi è fondato dal bisnonno Marcellino, poi entra il nonno Alfonso, poi mio papà e mio zio e infine noi siamo la quarta generazione, siamo 3 fratelli. Certo, un secolo di storia familiare in pratica. Un secolo di storia familiare. Qual è stata la vostra resilienza? Cioè voi siete ancora qui e avete interpretato l'evoluzione del mercato, puntando soprattutto su che cosa per rimanere competitivi? Per rimanere competitivi abbiamo puntato su produzione di farine artigianali che si staccassero completamente dalle farine industriali. Quindi vi siete specializzati, diciamo? Esatto, ci siamo specializzati su certe tipologie di grani, puntando su grani del territorio principalmente, e creando dei prodotti che fossero artigianali. Quindi voglio dire, c'è stata anche un'attività di ricerca dei grani e delle loro caratteristiche? Assolutamente sì, c'è stato non solo trasformazione. Un grande lavoro di ricerca anche dei grani. Ma quando avete deciso di puntare su questo mercato ben preciso, è stata un'intuizione o si trattava di seguire un andamento del mercato? Allora noi abbiamo seguito un po' l'istinto e poi anche il discorso del mercato, chiaramente, perché abbiamo visto che c'era sempre più esigenza di prodotti salutari e di prodotti della tradizione. È un po' un ritorno alle origini, secondo te? Bravissimo, Enrico? questo qua si chiama proprio ritorno alle origini, direi. E cosa danno in più questi prodotti? Questi prodotti si sente proprio il profumo, i sapori che c'erano una volta. La caratteristica principale è quella, che sono stati persi comunque nel tempo. Ma queste farine, no? Visto che vengono lavorate in maniera così particolare, delicata, quasi come dei figli, Sì. si possono usare normalmente in cucina o è meglio essere anche un po' preparati? Allora chiaramente per usarle c'è bisogno di una certa manualità, per cui abbiamo creato appositamente dei corsi da fare proprio per usare le nostre farine. Corsi per privati? Per privati e anche per professionisti. Ah, quindi si viene qui per imparare a usarle correttamente. Si impara proprio a usare correttamente le nostre farine, perché chiaramente hanno bisogno di una certa manualità. Per poi la resa. La resa è un altro mondo. Noi siamo partiti con le farine e poi abbiamo creato una serie di altri prodotti da forno che vanno dalle fette biscottate ai biscotti, poi anche una linea di pasta, sia all'uovo che di grano duro, e molti altri prodotti, marmellate, legumi. Per accompagnare quello che fate. Per accompagnare quello che facciamo, insomma, ecco. Ma dimmi, queste invenzioni sono farina del tuo sacco? Visto che siamo in tema? Sì, anche. Sei tu l'ispiratrice di questi prodotti? Diciamo che io avevo molte di queste idee, perché comunque insomma anche a casa mi piace molto variare, assaggiare, capire e imparare anche cose nuove sui prodotti, eccetera, e quindi ho cercato di portare quelle cose anche qua. Sapendo che i grani vengono rispettati integralmente, cioè il prodotto materia prima viene rispettato in maniera veramente forte, cosa hanno in più questi prodotti rispetto agli altri? Questi prodotti sono prodotti fatti da artigiani comunque, quindi sono sempre freschi, sempre fatti regolarmente, hanno scadenza breve e non hanno conservanti, tutti prodotti, soprattutto prodotti del nostro territorio anche. Tutti gli ingredienti che ci sono all'interno sono prodotti del nostro territorio. Questa è l'evoluzione di un secolo di storia. Sì, siamo ormai ai 100 anni quest'anno, festeggeremo i 100 anni.
Elena, Alberto ed Enrico lavorano qui nel mulino di famiglia praticamente da sempre. Un'attività la loro che ha attraversato i decenni e che ancora oggi rappresenta una delle realtà più significative e più longeve per tutta la comunità di Lugo di Grezzana. Ecco, e quando si parla di longevità è proprio questo aspetto che mi affascina, perché questo è un concetto che di solito viene accomunato a strutture di dimensioni più ampie, in grado di resistere forse meglio, come comunemente si suol pensare, alle fluttuazioni di mercato e quindi di perseverare. Ma in questo mulino la dimensione è familiare e per una piccola azienda resistere nel tempo vuol dire innanzitutto far leva su dei principi importanti, forti, ben precisi e per quanto possibile anche unici. Alberto, cosa vuol dire per te portare avanti questo lavoro di famiglia ormai da 100 anni? Perché sei qui? Oddio, i 100 anni fanno comunque effetto anche a me, non ci ho mai pensato, però adesso insomma onestamente che il mulino ha compiuto 100 anni, secondo me è giusto, tra parentesi, un po' festeggiare, ecco, bisogna dargli un po' di onore anche al mulino che ha fatto 100 anni. Per quanto mi riguarda, di fatto mi sono appassionato piano piano, pur essendo, come si dice, un'azienda di famiglia, però diciamo mi sono appassionato e ho trovato un po' la mia realtà all'interno di questa attività. Cosa vorresti dire a papà Valerio dopo tutti questi anni? Beh, intanto vorrei che fosse fiero di noi, di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo, e vorrei dire che lui comunque ci ha sempre accompagnato, secondo me, ci ha sempre dato le linee giuste, anche se qualche volta abbiamo comunque sbagliato, anche noi. E che gli ho voluto un sacco di bene. E fatalità, oggi sono capitato, è il caso, quando durante il corso il bravissimo Marco Cedri ha fatto vedere non solo come nasce il pane, ma anche come nasce la pizza appena calda, appena sfornata, pronta da tagliare le launa, non vi dico altro. E ho capito che ci sono 3 motivi per cui questi signori partecipano ai corsi: per la bravura di Marco, per apprendere un'arte straordinaria che è quella della panificazione e non solo, e poi perché loro, i 3 fratelli veronesi, hanno 100 anni e guardate come li portano, meglio dell'elisir della giovinezza. Grazie fratelli, grazie a Marco, grazie alle nostre comparse che ci sono prestate e vi aspettiamo qui ai corsi. Mi iscrivo anche a me adesso. Ti aspetto. Guarda che bella che è. Ma adesso settaia o... Sì, certo. Ecco, io sapevo già la risposta, ma per sicurezza. Bisogna assaggiare. Vediamo l'ora. Dai, via, andiamo.